Questa che vediamo è una delle tante strutture che costituivano una rete di impianti sciistici dislocata attorno al gruppo del Cesena. Erano impianti che richiamavano centinaia di sciatori da tutto il Veneto, ma purtroppo oggi li vediamo così, come scheletri di acciaio tra le cime della montagna, abbandonati a causa di un sempre minore apporto di neve alle quote dove ci troviamo. Per circa un ventennio, forse un po' meno di 20 anni, hanno funzionato questi impianti sciistici che per il periodo erano anche all'avanguardia, ma poi sono diventati obsoleti e piano piano sono stati abbandonati. Gli impianti erano una seggiovia che portava dal piazzale di Pianezze fino al Monte Barbaria e 3 ski lift. Uno sul Monte Scarpezza, un altro ski lift che saliva dalla Val de Maria fino al Monte Barbaria stesso e un altro ski lift che saliva dal fondo della Val de Maria fino alla cima delle Orsere, il Monte Orsere. Il piazzale di Pianezze, che è molto grande, non conteneva tutte le auto che arrivavano a Pianezze e parcheggiavano lungo la strada fino a 2 chilometri giù lungo la strada, quindi sono migliaia di persone che venivano nei fine settimana. A fine degli anni 80 c'era stata anche un'idea di uno sviluppo, di una riqualificazione dell'area che per fortuna non è avvenuta perché lì sarebbe stata una cattedrale nel deserto in quanto la neve ha cominciato a non venire più. Ma perché il clima sta cambiando? Chiediamolo ad un esperto. Quello che sta succedendo sul Cesena non è altro che il riflesso della tendenza al riscaldamento globale che sta vivendo l'intero pianeta. La temperatura globale è salita di circa 1 grado nell'ultimo secolo, ma sulle Alpi di 1,5 gradi, perché è un territorio estremamente più sensibile ai cambiamenti climatici. Lo vediamo anche nei ghiacciai che sono diminuiti del 50% in un secolo, cioè oggi sull'arco alpino abbiamo la metà del ghiaccio che c'era un secolo fa. Gli anni 70 hanno visto sulle nostre montagne molta neve, con stagioni piuttosto fresche, dando quindi l'impressione che ciò fosse la normalità climatica delle montagne. A partire dagli anni 80 e soprattutto negli anni 90 sono cominciati i primi inverni completamente privi di neve, campanelli di allarme lanciati già 20 anni fa a Ginevra, a proposito del futuro dell'innevamento alpino. Oggi ci si sorprende di vedere tutti questi ruderi, questi impianti che non reggono più a bassa quota soprattutto, ma era una morte annunciata, semmai bisognava riconvertire la montagna prima possibile a un turismo diverso. Possiamo ancora farcela, ma ricordiamoci che i prossimi ruderi saranno quelli alle quote superiori via via che la temperatura aumenta e riduce le possibilità anche di produrre la neve programmata. Ed è proprio a causa del cambiamento del clima che questo piccolo comprensorio sciistico non esiste più. Un vero peccato, perché erano piste uniche nel loro genere. Da quassù infatti si poteva scorgere il mare all'orizzonte con gli sci ai piedi. Di questo ci resta oggi soltanto un lontano ricordo.